assolutamente fondamentale mantenere un confronto, un dialogo costante con le associazioni di categoria. Abbiamo proposto tra i primi interventi che realizzeremo proprio un tavolo con le associazioni di categoria contro la burocrazia, quindi ideare insieme un piano, costa 0 euro creare un piano anti-burocrazia, poterlo fare ovviamente con chi tutti i giorni vive quel determinato settore merceologico. La politica deve avere l'umiltà di ascoltare queste realtà imprenditoriali e saper gestire un fenomeno, quello della burocrazia, che merita semplificazione e soprattutto intervento da parte della politica. Assessorato specifico per il turismo. Sì, un assessorato specifico per il turismo, ma non è una novità, insomma, qualche anno fa esisteva, ovviamente si tratta semplicemente di rivitalizzarlo, che si occupi soprattutto di questo asset strategico del nostro territorio, oltre 70 milioni di presenze turistiche, ma soprattutto tantissime realtà imprenditoriali che lavorano in questo settore e che devono essere accompagnati nel percorso di innovazione. Tra le richieste anche quella di venire incontro ai giovani, al ricambio generazionale. Sì, noi abbiamo proposto un fondo staffetta generazionale per le realtà imprenditoriali che ovviamente devono gestire il passaggio generazionale non soltanto all'interno della propria famiglia, ma anche magari con qualcuno dei propri dipendenti. Sono storie importanti che meritano di continuare e soprattutto di essere protagonisti del mondo imprenditoriale. Oggi noi abbiamo bisogno che alcune realtà locali mantengano la propria identità e continuino ad esercitare quella funzione straordinaria che il commercio locale ricopre per i nostri territori e per le comunità locali anche di piccoli comuni.